Bentrovati amici, spesso le cronache ci portano a raccontarvi di storie di ragazzi, di bulli, di bullismo, di baby gang, di microcriminalità. Ma ci sono altre storie da raccontare che fanno meno rumore ma che vale la pena conoscere. Si tratta di giovani che si distinguono per i valori in cui credono e per l'impegno che mettono nel sociale. Ed io partirei proprio da loro, dai primi ospiti che mi piace presentarvi. Si tratta di Francesco Figuera, è uno studente universitario, giovane ambasciatore di pace assieme ad altri coetanei, e da Desiree Cantinello, che è una volontaria dell'Onlus Superabili di Avola, e vedo già Desiree con tante persone alle sue spalle. Andrò da Desiree fra un attimo, invece subito parto con Francesco Figuera, giovani ambasciatori di pace, perché fra poco lo dobbiamo salutare. Cosa significa e come si diventa ambasciatore di pace? Beh, innanzitutto buon pomeriggio Adelaide, buon pomeriggio anche al professore Marco Pappalardo. Che è qui al mio fianco e che fra poco presenterò. Esatto, Prego, adesso vorrei parlare un po' di quello che sono gli ambasciatori di pace, ma partiamo quindi dalla prima domanda: come si diventa ambasciatori di pace? Per diventare ambasciatori di pace, diciamo, questa è una domanda un po' più tecnica, bisogna fare un corso che tra l'altro è un corso gratuito online, che abbiamo fatto spronati dalla nostra professoressa di religione, che ringrazio, la professoressa Margherita D'Aquino, anzi mia ex professoressa, visto che adesso sono all'università. E una volta fatto questo corso si invia la nomina, e poi la nomina, una volta arrivata a Ginevra, viene accettata o meno. In quel caso poi si viene nominati ambasciatori di pace. Ma cosa fanno gli ambasciatori? Cos'è un ambasciatore di pace? Mai come in questo momento è importante parlare di pace nel mondo. Assolutamente, e infatti ne approfitto perché in questa nomina che abbiamo ricevuto siamo stati in questo convegno. È stato un convegno internazionale organizzato da tutti gli ambasciatori di pace che fanno parte di tanti paesi differenti, e c'è stata un'unione tra diverse culture, diverse religioni, diverse zone della terra che sono totalmente opposte. Tra queste persone anche, tra l'altro ho sentito stamattina questo ragazzo che si chiama Charlie, che viene proprio dalla Palestina, e quindi questo dimostra come c'è stata effettivamente un'unione di un gruppo. E spesso quando si parla di guerre si parla di confini, di culture, ma in realtà questa è stata la dimostrazione che i confini sono una questione solamente politica, le guerre sono solamente una questione di interessi, perché siamo stati tutti bene. E io l'ambasciatore di pace, cos'è un ambasciatore di pace? L'ho capito dopo esserlo diventato. L'ambasciatore di pace è una persona che è attiva nel territorio, non c'è bisogno del diploma per esserlo. Spesso la cittadinanza attiva è un termine che viene un pochettino abusato, diciamo, più che altro in terminologie politiche per propaganda, ma in realtà la cosa più importante è essere attivi nel proprio territorio, e soprattutto noi che abitiamo in una zona come quella di Catania, che è una zona che è piena di problemi rispetto a quelli che poi sono gli standard europei. Ricordiamoci, siamo la prima città per dispersione scolastica, con un terzo degli studenti che non vanno a scuola. E per esempio noi ci siamo attivati, io prima di diventare ambasciatore ho partecipato con l'associazione Talita Cum a Librino a fare dopo scuola ai bambini di Librino e anche Grest, per dimostrare che effettivamente anche in un posto in cui magari ci sono problemi dovuti alla mancanza di controllo, principale piazza di spaccio, poi ci sono delle realtà che da sole riescono a fare più di quanto per esempio lo Stato fa. Questo per far capire che da soli possiamo veramente cambiare anche le realtà più complicate. E io in questo ammiro le tante associazioni che per esempio ci sono a Librino, che riescono a cambiare le vite di questi bambini che hanno avuto la sfortuna di nascere in un posto sbagliato. E con questo, per dire, diciamo, so che c'è poco tempo, quindi vorrei concludere con una frase, diciamo, che la storia è fatta dai popoli, non dai governi. Quindi noi siciliani purtroppo abbiamo il difetto di parlare tanto a casa ma fare poco fuori, cioè di lamentarci spesso a tavola ma poi non uscire mai effettivamente a provare a cambiare qualcosa. Ci aspettiamo che lo facciano sempre gli altri. Non c'è bisogno di essere ambasciatori di pace per poter cambiare effettivamente la nostra realtà, ma per vivere tutti meglio, non solo le persone che sono in difficoltà. Esatto, ci sono dei valori che vanno testimoniati ogni giorno. Marco Pappalardo è il mio ospite in studio, è uno scrittore, un giornalista,
è un docente di lettere al Liceo Cutelli di Catania, ha scritto tantissimi libri ed è anche il direttore dell'ufficio per la pastorale scolastica. Vi parleremo anche di un altro giovane che ha lasciato un segno nella nostra società, e cioè di Carlo Acutis, al quale Marco Pappalardo ha dedicato anche un bellissimo volume che viene adottato nelle scuole spessissimo, Io e Carlo, in maniera molto semplice, ma anche crea empatia questo libro nei confronti di Carlo Acutis, un ragazzino di 15 anni morto per una leucemia fulminante meno di 20 anni fa, nel 2006, e che è morto il 12 ottobre del 2006 e il 10 ottobre di 3 anni fa è stato proclamato beato. Un ragazzino che ha lasciato veramente il segno, e lasciano il segno anche questi bei giovani che abbiamo invitato oggi. Marco, tu sei un docente di lettere, quindi hai a che fare con tantissimi ragazzi, si parla sempre del ruolo della scuola, di quello che gli insegnanti oltre che la famiglia possono fare. Ecco, le realtà che tu ti trovi dinanzi, quali sono e come un docente può contribuire all'educazione di un giovane? Più rumore è un albero che cade che una foresta intera che cresce Esatto. nel silenzio. Questi ragazzi, Francesco, Desiree e tanti altri che incrociamo nelle strade, nelle piazze, anche sui social, a volte non fanno rumore, eppure operano tantissimo in favore degli altri. Poi purtroppo le cronache ci riportano i fatti negativi, abbiamo avuto un'estate funestata anche nella nostra terra da gravi fatti, e ciò quindi naturalmente non ci deve far dire, beh, siccome c'è il bene allora il resto non conta, no, però è anche bene, a proposito di Carlo Acutis, mostrare dei modelli, e questi modelli non stanno solo sui libri come in questo caso, ma anche nella vita ordinaria e quotidiana come voi state facendo, ragazzi giovani come tutti gli altri che studiano, che hanno le loro gioie, i loro dolori, gli amori, le famiglie, che scelgono di dedicare una buona parte del loro tempo al servizio di coloro che hanno più bisogno nella quotidianità e nell'ordinarietà. Di questi ragazzi ce ne sono tantissimi, proprio quest'estate, ripeto, in cui abbiamo vissuto anche le sofferenze di dover vedere certe immagini, di dover sentire certe parole dure di violenza, di non rispetto dell'altro, della donna, ma anche di se stessi a volte in alcuni casi. Quanti ragazzi sono stati a servizio dei bambini più piccoli nelle attività dei GRES, delle estati ragazzi? Quanti scout in giro a servizio dell'ambiente, della cura del creato? Parliamo di migliaia e di migliaia di questi tra adolescenti e giovani, senza contare quelli del servizio civile che sono costantemente impegnati in questo ambito. Dunque guardando e credendo che è possibile formare le coscienze attraverso il ruolo delle famiglie, la scuola, l'università, le associazioni e perché no anche il mondo della comunicazione, possiamo credere che ci sia un modo diverso di guardare la realtà e la nostra società. Francesco Figuera lo abbiamo salutato così perché appunto aveva un impegno universitario e quindi ci ha lasciati. Desiree Catinello è una volontaria della Onlus Superabili di Avola, i tuoi amici sono proprio alle tue spalle, li salutiamo con grande affetto e calore. Desiree, come hai scelto di lavorare proprio con queste persone? Buon pomeriggio a tutti, intanto sì, mi trovo adesso in questo momento proprio con i ragazzi e diciamo che da sempre sono stata interessata, ecco, al diciamo rendermi, ecco, più che altro disponibile nell'aiutare gli altri. E infatti nel 2018 ho iniziato la mia esperienza di volontariato durante la stagione estiva. Periodo in cui appunto cercavamo di far soffrire, ecco, meno il caldo ai ragazzi, i quali appunto in un certo senso diciamo domina ancora un'idea, ecco, secondo cui il diversamente abile è destinato comunque a restare chiuso in casa, cosa invece che noi abbiamo cercato un po' di smentire con le varie attività, ecco, estive che appunto consistevano nel portare proprio i ragazzi a mare. Da quell'esperienza appunto dovuta oltre alla volontà, diciamo, di rendersi disponibile e fare del bene nei confronti appunto di ragazzi che
hanno necessità, diciamo, di aiuto, ma anche appunto da un'esperienza scout. Diciamo quest'anno, ecco, mi ritrovo a svolgere il servizio civile proprio perché sono stati gli stessi ragazzi a chiedermi di, diciamo, partecipare, ecco, per un intero anno alle loro attività. Cosa ti dà questo impegno con loro? Quali sono i sentimenti, le sensazioni, anche quello, cosa ti ritorna indietro? Ecco, tu dai loro il tempo che puoi dedicare oltre agli studi, perché tu sei una studentessa universitaria, quindi sei molto impegnata, trascorri molte ore sui libri, però poi ti ritagli sempre un po' di tempo, sei stata anche negli scout, capisco, quindi hai sempre ritagliato una parte del tuo tempo a fare del bene, a dedicarti agli altri. Perché questa scelta che non è di tutti i tuoi coetanei oltretutto? Allora, la scelta comunque dipende principalmente da una volontà che comunque sì, io impegno il mio tempo, cioè cerco di ritagliare qualche ora del mio tempo, ma ciò che ti ritorna è molto più, proprio perché comunque l'affetto, l'amore, ma anche diciamo tutto ciò, ecco, che sono in grado di lasciarti questi ragazzi. Non è un'emozione, diciamo, che si può descrivere a parole, è qualcosa di indescrivibile. Sono rapporti umani, relazioni che si creano. Vi invito, Sì. se volete, ad utilizzare per dei messaggi il 342 74 55 005 se volete rivolgere delle domande ai nostri ospiti. Francesco Figuera ci ha dovuto lasciare proprio per degli impegni universitari, ma se volete poi girerò io le vostre domande a lui per capire cosa bisogna fare per diventare ambasciatori di pace, un tema talmente di attualità che mi sembra veramente importante sottolineare. Marco, Carlo Acutis, tornando a questo giovane contemporaneo, beato, diceva: tutti nascono come originali ma molti muoiono come fotocopie. Se oggi ricordiamo Carlo Acutis e se la sua storia, pur di un quindicenne, ha conquistato il mondo, perché basta guardarsi in giro sui social e vedere come buona parte del mondo, soprattutto l'America Latina, che è un mondo da sé, ha una venerazione grandissima per questo ragazzo. Basti pensare che lui da solo lo stiamo vedendo in queste immagini. Ancora in vita è riuscito, tra l'altro, tramite l'uso del web, di internet, che ancora era insomma alle origini ed era ancora giovanissimo, a realizzare delle mostre interattive che ancora girano e sono visibili nel web, conquistando con queste sue capacità, diciamo, straordinarie ma anche ordinarie, come tanti altri giovani sanno fare. Questo ci dice che intanto dobbiamo credere che è possibile anche oggi. Cioè, in fondo il modello di Carlo, anche per quelli che non sono credenti, è un modello credibile, perché era un ragazzo come tutti gli altri, che tra l'altro, anzi forse aveva una difficoltà in più, perché era molto benestante, e quindi noi sappiamo a volte il peso del denaro, sappiamo la sfida, no? Che anche a volte i social pongono e certi altri modelli dinanzi. Eppure lui ha fatto di tutto per stare con gli altri, per cui si è fatto amico i suoi compagni di scuola di classe, aiutava quelli che erano in difficoltà, non era una cima a scuola, ma era uno furbo, capace, che sapeva stare con gli altri molto bene, e poi si dedicava a tutti coloro che incontrava per la strada, per i quali notava una certa necessità, tant'è vero che quando poi è morto al funerale c'erano tante persone sconosciute alla famiglia, o che forse avevano visto in giro, alcuni dei quali erano per esempio i portieri dei palazzi importanti di Milano, e spesso erano persone non italiane, dove lui passava con la bicicletta ogni tanto e si fermava a salutarli tutti. Ora erano tanti poveri della città che lui aveva aiutato dinanzi alla chiesa o in altri contesti. Ci sono oggi, ancora oggi, ragazzi che si dedicano per esempio al servizio per le persone povere senza dimora, per le persone migranti. Carlo è un modello per tutti loro, ma io direi che è un modello anche per tanti noi adulti. Sì. È un modello per noi adulti, i suoi valori sono senza tempo e soprattutto può essere un esempio per tanti coetanei, per tanti giovani, perché
un beato contemporaneo. Quindi si parla di internet, spesso si demonizza anche la rete, purtroppo le cronache ci fanno raccontare di ragazzi che con TikTok o con alcuni social utilizzano questi social in modo poco adeguato, addirittura per commettere anche dei reati. In questo caso Carlo Acutis invece ci mostra una strada totalmente diversa e ci fa comprendere come il bene è contagioso, così come il male, anche il bene è contagioso. Anche di più, cioè nel senso che anche sul web basta semplicemente avere più attenzione e più cura dei social e delle piattaforme per rendersi conto che un sacco di campagne per il bene, per la costruzione del bene comune, pensiamo a tutta l'organizzazione per la salvaguardia del creato per esempio, ma è cresciuta tutta su internet, di questi giovani, di questi ragazzi che vediamo spesso nelle piazze, nei cortei e che hanno acquisito un certo tipo di sensibilità. Ma anche tante altre iniziative di raccolta fondi per un motivo o per un altro, spesso sostenute da questi giovani, che passano attraverso il web. Allora la capacità degli educatori, della scuola, delle istituzioni formative ecclesiali o laiche è proprio quella di cogliere questi aspetti cui loro sono, queste corde, no, che suonano, e metterle all'unisono. I ragazzi sono appassionati di questi temi, sanno usare questi strumenti, ecco, proviamo a canalizzarli verso il bene, offriamo delle opportunità di proposte, non scappiamo, non demonizziamoli come dicevo, non allontaniamoci, semmai studiamo. Impegniamoci per capire meglio quel mondo e quella storia. In fondo Carlo è stato sempre con i suoi compagni, non si è mai allontanato da quei suoi compagni, è stato dentro quella storia e a volte noi adulti invece guardiamo come se fossero dei mostri, no? Come se questa cosa ci dovesse spaventare e dire è il loro mondo. Certo è il loro mondo e che noi non dobbiamo invaderlo perché devono avere la libertà di poterlo percorrere, però quantomeno dobbiamo metterci in ascolto e avere il desiderio di almeno capirli un po'. E cercare di utilizzare un po' il loro linguaggio, cosa che tu fai molto bene, me ne accorgo dai tuoi libri. Adesso stiamo parlando di questo, di Io e Carlo, già hai utilizzato la chiocciolina, classico simbolo di email, eccetera, però anche nel linguaggio vedo che tu ti avvicini moltissimo a quello che è il linguaggio dei giovani, anche su altri libri che hai scritto. È un linguaggio, quello su sì, Don no, è un linguaggio non studiato, è un linguaggio ascoltato. Esatto. Cioè ponendosi in ascolto di questi ragazzi, di questi adolescenti, di questi giovani, imparo il linguaggio, quindi imparo dai migliori maestri possibili. E cerchi di parlare loro utilizzando il loro stesso linguaggio. Complimenti, andiamo in pubblicità e poi torneremo da Desiree. Eccoci tornati in studio, stiamo parlando di giovani di valore. Ho voluto dare questo titolo alla trasmissione perché stiamo portando degli esempi positivi di ragazzi. Parliamo spesso di baby gang, di bulli, di microcriminalità, ma c'è tutta un'altra fascia di popolazione che poi è sempre quella giovanile, che invece si dedica ad altro, si dedica alle persone più fragili, si impegna per portare avanti certi valori. Abbiamo sentito Francesco Figuera che fa parte dei giovani ambasciatori di pace, possiamo dirlo, un gruppo presente in tutto il mondo, nato in Egitto se non ricordo male, il fondatore è Carlos Palma, e che anche lì è nato a scuola questo primo esperimento, sì, diciamo, di portare la pace addirittura in un'aula scolastica. Dentro un'esperienza scolastica, dentro delle situazioni complesse con questi alunni, l'opportunità di riflettere sulle problematiche della società che stava attorno, scandendo anche un tempo, per esempio una sorta di minuto di raccogliendo di silenzio, di preghiera per i credenti, mezzogiorno, tutti insieme attorno a questo tema della pace e giocando con una sorta di dado che tra l'altro si trova anche a Catania e in altre città. A Catania al Parco Gioieni c'è un grande dado, lato Via del Bosco entrando, che è proprio degli ambasciatori di pace, con alcune tematiche. Giocando questo dado questi ragazzi hanno cominciato a riflettere sulle varie tematiche, che
È una cosa che tutti noi possiamo fare, e sfruttando per esempio l'occasione delle tematiche dell'educazione civica, che ormai è obbligatoria dovunque, ma leggendo i giornali tutti i giorni e provando anche a dare una prospettiva diversa. Quindi a volte basta poco per innescare questo desiderio. Quello che a volte, invece al contrario rischiamo di fare è quello di spegnere il desiderio. Ma questo insegnante si è accorto che mettendo in pratica questa sua intuizione ha subito scoperto che le dinamiche all'interno della classe tra i ragazzini cambiavano, erano più sereni, più tranquilli, si aiutavano l'uno con l'altro, quindi ecco, non era solo un gioco fine a se stesso, ma un gioco che riusciva veramente a penetrare nella loro anima e nella loro mente. Desiree Catinello da Avola, volontaria della Onlus Superabili. Cosa fate di bello in questa Onlus quando tu vai lì con i tuoi amici che vediamo alle tue spalle? Allora, diciamo che allora, l'associazione nasce nel 2004 proprio con l'intento di comunque fornire, ecco, e aiutare l'inserimento dei ragazzi nell'ambito sociale. Quindi diciamo che le attività che svolgiamo sono delle attività principalmente incentrate su una maggiore autonomia dei ragazzi, ma anche appunto relative al teatro, allo sport, dei laboratori di cucina, di diverse attività, ecco, che vengono svolte proprio per diciamo in un certo senso evitare, ecco, che questi ragazzi percepiscano, ecco, di essere diversi, ma più che altro riescano a scoprire le sue vere qualità. Infatti diciamo che nella nostra associazione il tema, ecco, è appunto diversamente abili, proprio perché coloro che non sono in grado di svolgere determinati ruoli sicuramente hanno altre capacità e altre abilità che magari noi esseri, diciamo, volontari, ecco, non possediamo. Proprio così, Marco. Ma c'è anche di più, c'è una cosa bella che questa realtà che ho imparato a conoscere negli anni ha fatto, per esempio proprio per l'inizio dell'anno scolastico, ha suscitato anche nel territorio di Avola, della diocesi di Noto, anche un'attenzione missionaria, lavorando, impegnandosi per donare più di un centinaio di kit di studio, di scuola per i bambini diversamente abili dell'Africa, del Congo. Quindi vedete che volte no, ecco, sembra che tutto sia nascosto, no? Eppure quel fuoco è sempre acceso, e questo fuoco a un certo punto diventa una bella fiamma e ce lo mostrano coloro da cui meno ce l'aspettiamo, perché noi pensiamo che debba venire chissà da dove. Ecco, quel fuoco nasce e incendia e coinvolge tanti altri. Bene, prima di salutarci, perché ormai veramente abbiamo una manciata di minuti, mi piacerebbe, Marco, che tu ci dicessi in poche parole l'impegno tuo come direttore dell'ufficio della pastorale per la scuola. Cosa fate? Ci sono dei progetti? Sì, c'è una consulta che sta lavorando su più aspetti. Uno di questi che riguarda direttamente gli studenti e, a proposito di impegno e di servizio, si chiamano Amici di Rosso Malpelo. L'idea parte l'anno scorso dal messaggio dell'Arcivescovo lo scorso anno su Don Milani e poi su Rosso Malpelo, quest'anno su Padre Puglisi, e collega i due aspetti. Stiamo proponendo nelle scuole nel territorio, le scuole secondarie di secondo grado, delle parrocchie o associazioni che operano già nel recupero scolastico in diversi quartieri, ma anche in alcuni dei paesi del territorio della diocesi, un servizio di volontariato per il recupero scolastico dei bambini in difficoltà, per cui stiamo mettendo in collegamento tutti gli studenti che desiderano mettersi a servizio degli altri, anche alcuni docenti, e queste parrocchie, e dovremmo creare questi amici di Rosso Malpelo si mettono a servizio degli altri, che è nella dinamica di Padre Puglisi, che ricordiamo quest'anno abbiamo donato questo segnalibro col messaggio dell'Arcivescovo a tutti, e entro questo mese partirà un concorso artistico, multimediale e letterario per le scuole secondarie di primo e di secondo grado proprio su questo tema, e fece praticamente la stessa cosa. Lui, che insegnava in un'ottima scuola di Palermo, coinvolse i suoi alunni nel servizio di volontariato a Brancaccio, salvando gli uni e salvando gli altri. Quindi sulle orme di Rosso Malpelo e di Don Pino Puglisi. Sì, stiamo provando a intrecciare tutto questo, anche grazie all'attenzione e alla cura che il nostro Arcivescovo ha ed ha avuto.
Ti ringrazio tantissimo Marco Pappalardo, ringrazio e saluto anche Desirée Catinello e saluto in maniera calorosa tutti gli ospiti e un grande abbraccio anche a tutti i volontari della Onlus Superabili di Avola. Grazie Desirée, buon tutto, soprattutto in bocca al lupo per i tuoi esami universitari, è iniziato un nuovo anno, quindi sicuramente avrai altre materie da dare. Grazie dunque a Marco Pappalardo, grazie anche a voi che ci avete seguito fin qui. Alla prossima.